Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi venerdì 8 aprile, dunque ci avviciniamo alla Domenica delle Palme, alla Pasqua. Insomma, come state? Come va? Come vanno le cose per voi? Ehm, Questa è la serata conclusiva degli appuntamenti della diretta settimanale, ma ritorno lunedì alle 21:15, dunque se non dovessi riuscire a darvi una risposta questa sera, comunque, ci saranno altre occasioni. Vi ricordo infatti gli appuntamenti lunedì e venerdì alle 21:15 qui su questi canali, con la sottoscritta, mercoledì alle 18 con il Marietto Veneziano. Dunque avete ben 3 opportunità nell'arco della settimana di formulare la vostra domanda, a cui rispondiamo in modo gratuito. Ricordo comunque che siamo disponibili per consulti professionali in privato al prezzo di 20 € con la durata di 45 minuti. Dunque, se desiderate ulteriori approfondimenti, se desiderate magari, rispondere a più quesiti o anche solo chiedere qual è la strategia più giusta o addirittura non solo fermarvi a valutare o verificare quali sono le probabili possibilità o sviluppi, insomma, in futuro della situazione che vivete, ma volete provare a fare qualcosa, correggere dove possibile, propiziare quello che desiderate, allora sicuramente nel consulto privato avrete modo di valutare anche tutte queste opzioni. Vi ricordo infatti che noi e quando dico noi vedete scritto in alto il The Garden Marietto Veneziano, noi ci occupiamo ovviamente di tutto quello che nell'ambito cabalistico sono le possibilità di intervenire nelle situazioni, ma anche solo di dare una risposta, un contributo o una propiziazione. Noi siamo cabalisti, dunque utilizziamo quella che è la nostra tradizione, la tradizione esoterica ermetica dell'ermetismo. Dunque, ciao Federica, che per il caloroso saluto. Bene, vi ricordo dunque che anche per quello che sono gli interventi, propiziatori o quello che può essere più utile nelle vostre situazioni, ovviamente c'è sempre una valutazione all'inizio, no, prima di cominciare il lavoro è necessario vedere qual è l'intervento più giusto per le persone o la persona su cui è necessario o utile intervenire, per comprendere a quali forze risponde meglio, qual è anche la situazione, di partenza, dunque quali sono le varie circostanze che influiscono nella situazione, se c'è la presenza di, qualche fonte di disturbo, magari deve essere corretta, rettificata, neutralizzata. Dunque sappiate che ogni situazione è a sé stante e ogni situazione richiede un suo preciso intervento e soprattutto che bisogna pazientare. Non smetteremo mai di dirlo perché tutti quelli che fanno un rituale si attendono di vedere subito, immediatamente gli effetti. Devo dire che a livello immediato si percepisce un qualcosa, gente che comincia magari a sognare delle cose oppure percepire un certo tipo anche di benessere, dipende ovviamente sempre dalla tipologia di intervento, ma gli effetti possono richiedere svariati mesi prima di vedersi, a volte anche di più e non dipende certo dalla malvolontà dell'operatore, soprattutto se lavora veramente e non se finge di fare la cosa, ma dipende da tempi che non sono nelle nostre mani, sono tempi che si accodano o che hanno comunque come intermediario o interlocutore anche il karma delle persone. Dunque, vi ricordo sempre che, noi teniamo comunque in considerazione questi aspetti quando ci muoviamo, dovete farlo anche voi, dovete avere pazienza, altrimenti è meglio che non vi rivolgiate a noi perché evitiamo di stare male tutti, anche perché noi il lavoro lo facciamo veramente, ci mettiamo tutto il cuore e quindi non cioè se non riuscite a capire che la magia non è quella che si vede nei film, anche se possibilmente c'è anche quello, ma si tratta di andare a chiamare geni bassi e non è la nostra
aspirazione, dunque non è neanche la nostra intenzione né volontà. Dunque, se invece volete contributi da quelle che sono le sfere planetarie più elevate, da quelle che sono delle sfere planetarie più elevate, l'astrale più elevato, allora siamo ben disponibili a dare il nostro contributo. Spero di avervi detto qualcosa, insomma, che vi faccia capire se siamo o non siamo al caso vostro. Allora, ma non c'è solo questo, oggi tra l'altro è venerdì e, in quanto venerdì è la serata dedicata ai riequilibri. Quindi sappiate che se, quello che è l'ambito ritualistico è distante dalla vostra fede, dalla vostra aspettativa, anche solo per superstizione, perché ci può essere insomma anche questo aspetto, no, di avere un fondato timore ed è giusto, possiamo comunque dare una mano lavorando a livello di frequenze. Si tratta comunque, anche se il termine frequenze è molto moderno, si tratta invece di una disciplina antichissima, l'antica rabdomanzia, oggi, ribattezzata radiestesia, dunque l'uso del pendolino, in modalità attiva e per, quello che è la sintonizzazione su frequenze più idonee alle situazioni, alle circostanze, alle persone. Perché spesso, non ci rendiamo conto, anche se siamo molto sensibili, se magari percepiamo l'energia di certi luoghi, delle persone, eccetera, non sempre poi quando viviamo le situazioni ci rendiamo conto o siamo in grado di percepire le svariate sfumature che concorrono nelle circostanze. Dunque sappiate che con questi protocolli andiamo comunque a lavorare veramente su molteplici ambiti, su sfumature del subconscio, su sfumature anche ereditate dagli antenati, su quello che, può essere anche a livello energetico, magari un qualche invidia, forma pensiero, malocchi, cioè andiamo a rimuovere, insomma, a riequilibrare moltissimi aspetti che possono essere stati interessati da frequenze non appropriate e dunque si resetta questo aspetto neutralizzando e si reindicizzano queste frequenze neutralizzate su quelle più opportune a voi, al vostro benessere e alle situazioni che state vivendo. Dunque sappiate sempre che l'unico modo in cui non cambia nulla nella vostra vita è quando non fate nulla. Quando invece si prova a fare qualcosa che poi è un cambiamento spesso necessario che parta da dentro, però se non riuscite a farlo, la magia, la radiestesia, i sigilli, sono tutti strumenti che vi "forzano", tra virgolette, a frequenze diverse e quindi in qualche modo prima o dopo inducono un cambiamento. Fermo restando che dovete essere aperti a ricevere, altrimenti si fa un sacco di lavoro a vanvera. Allora, a proposito ho nominato i sigilli. Bene, partiamo dal fatto che siamo online dal sito del capitano, www.ilcapitano.altervista.org, a partire dal 2015, dove, attraverso appunto questo sito, il Marietto per primo, poi io in un secondo tempo mi sono aggregata e ho anche a mia volta dato un contributo, comunque a partire dal grandissimo lavoro del Marietto, questo sito dal 2015, come vi dicevo, distribuisce e divulga gratuitamente la radionica. La radionica è un'altra delle discipline di cui ci occupiamo, è chiaramente una disciplina che per chi la usa, è priva di, come dire, lavoro, no, nel senso che una volta che si stampano i circuiti, ci si preoccupa di mettere un testimone, di seguire le poche semplici istruzioni all'interno delle varie dispense che, vi ripeto, potete, scaricare gratuitamente dal sito e, lasciare che il circuito lavori fino al risultato ottenuto, oppure in ogni caso seguendo le indicazioni che, come ho detto, si trovano in queste dispense. Se le indicazioni all'interno delle dispense non dovessero essere sufficientemente chiare, perché magari non masticate questa disciplina, magari non è la prima volta che vi accingete ad attivare un circuito, bene, sappiate che sui
canali YouTube, quindi sia il canale YouTube del Marietto Veneziano, che per chi non lo conoscesse si chiama proprio Marietto Veneziano, che sul mio canale YouTube, che lo trovate su YouTube cercando Ilde Garda. All'interno appunto di questi canali trovate tantissime playlist organizzate per argomento. Non ci sono infatti solo i video delle nostre dirette di Sibille o di radiestesia, ma trovate veramente un mondo se vorrete cercare, se avrete anche la buona volontà di studiare, di informarvi, di guardare, di conoscere. Avete insomma molti strumenti, tra il sito del capitano, i nostri canali YouTube e anche i gruppi Facebook. Il Casti Sacerdotali è stato il primo che abbiamo fondato, e poi Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, su cui appunto divulghiamo anche lì al quotidiano circuiti, link di video, materiale, insomma non avete che da rimboccarvi le maniche e lavorare. Evitate di contattarci in privato con domande per spiegazioni, approfondimenti, perché vi fate, come si dice, il fondo schiena come ce lo siamo fatti noi, vi date da fare e vi trovate le risposte da soli, perché è solo questione di cercare. Se invece volete le nostre risposte, 20 €, 45 minuti. Bene, detto questo, a proposito di sigilli e di altre cose che possiamo mettere a disposizione, vi ricordo anche il ciondolo che trovate, vedete adesso in sovraimpressione, nella sezione shop. Quindi ci sono tantissime. Questo poi è un bellissimo connubio di tutto quello che è la tradizione cabalistica raffigurata in un unico importante simbolo che è l'albero sefirotico, e il lavoro radionico e radiestesico, perché questo ciondolo, oltre a essere un potente amuleto talismano, propiziatorio, proprio perché si rivolge a tutte quelle sfere che sono prima di tutto le Sefirot, dunque livelli di coscienza di quella che fu la famosa scala di Giacobbe, no? L'ascesa spirituale verso i regni superiori, ma passando per ogni come dire, sefira, e dunque per ogni livello di coscienza in un progredire via via sempre più elevato, c'è poi insomma all'interno di ogni sefira un mondo collegato anche a quelli che sono i governatori, i dominatori planetari. Dunque ciascuna di queste sefirot influenza, influisce, propizia tutti gli ambiti della nostra vita, ognuna per il proprio ambito di competenza. Dunque ogni sefira contiene non solo l'influsso propiziatorio che è, come dire, connessa, collegato all'ambito di competenza della sefira, per esempio, perché se no chiacchiero e magari non capite cos'è. Allora c'è la sfera Tiferet, che è collegata all'armonia, alla bellezza, all'amore. C'è la sfera Cesed, che è collegata a Giove, dunque la conoscenza superiore, la fortuna, la protezione di persone influenti, ma anche l'amore universale. Insomma, ognuna di queste sfere ha non solo quella che è la vibrazione della sfera in sé, ma raccoglie tutta una serie di intelligenze, io le chiamo intelligenze divine. Ci sono poi ovviamente ulteriori specificazioni e ulteriori definizioni, perché si tratta dei famosi cori angelici, dunque troni, serafini, principati, virtù, potestà e chi più ne ha più ne metta, ma comunque sono quelli. E dunque immaginate quanto già solo per questo simbolo sia importante, no? Il ciondolo. Più viene lavorato a livello radionico e radiestesico con 9 livelli di protezione, che partono dalle protezioni e le difese del corpo fisico, dunque anche la protezione da malintenzionati, da pericoli, e fino alle protezioni che sono quelle più protezioni occulte, dunque protezione magari da lavori che possono essere fatti a nostro carico, ovviamente non certo per il nostro bene, dunque c'è una protezione in questo senso. Più ovviamente un lavoro che proprio nello scopo di portare e mantenere equilibrio è stato fatto appunto caricando quelli che sono programmi di riequilibrio dei corpi sottili, pulizia dell'aura, il bilanciamento dei chakra, il rilascio delle emozioni represse, dunque
quelle che poi manifestano disturbi a lungo andare nel tempo. Insomma, è un ciondolo molto completo ed è molto, per noi è molto importante e lo indossiamo. Io indosso quello che è addirittura il primo, vabbè, io ne indosso una marea infinita perché giustamente facendo anche ritualistica mi tutelo, e questo è la prima versione, nichelata. No? Io non ho particolari problematiche, ma la seconda versione, quella più recente, è nickel free, dunque ha un aspetto leggermente diverso come quello che avete visto in sovraimpressione e comunque ha lo stesso tipo di lavorazione. Benissimo, direi che vi ho saturato di informazioni e direi appunto di cominciare. Cominciamo dalla prima domanda che è di Federica. Allora, brevemente vi ricordo nome, data di nascita, domanda formulata in modo chiaro. Se la domanda riguarda un'altra persona, nome e data di nascita di questa persona. Benissimo, qua Federica ha super stringato la domanda e in ogni caso ha messo quello che serviva. Dunque, vediamo se Maurizio si dichiara a Federica. Dunque, possiamo porla così, ma possiamo anche chiedere cosa farà Maurizio con Federica. Se si dichiara, sicuramente si vede. Comunque saluto intanto Anonima, che però manca di tutti i dati che servivano, ha fatto la domanda ma è irricevibile. Buonasera Maria, buonasera Cristina, buonasera Roberta, buonasera Michela. Vabbè, poi ha scritto bene sotto Giulia, allora Cassia, buonasera Maurizio, buonasera Giorgia e buonasera Pierluca. Oh, che piacere, ciao Pierluca. Allora, torniamo a Federica, vediamo cosa farà Maurizio nei confronti di Federica. Sto guardando le date, ok. Ma il taglio insomma, sì, si fa un gran parlare, sembra interessato, a volte sembra, a volte no, un po' sembra più interessato a conversare, mostrare quello che sa o il suo charme, vedremo, vediamo un po'. Poi in realtà quel che combina. Ora poi adatto meglio la posizione dello schermo alla stesa, così si vede. Eccolo qua, benissimo. Ma allora, proprio dichiararsi, vedremo, perché non ne sono sicurissima. Diciamo che è partito in passato così. Tra l'altro bisogna capire anche un po' di dettagli, perché ovviamente tu chiedi se lui si dichiara, ma, qui si vede comunque una persona che è stata importante per lui nel passato, a meno che questa cosa non abbia già avuto origine indietro nel tempo. E allora, questo corteggiamento vedo non vedo, magari va avanti da un po', però se non fosse così, potrebbe chiaramente indicare una persona importante per lui nel passato e con cui è andata a concludersi in modo anche con un problema grosso, forse economico, non so se lui si è separato smenandoci parecchio, comunque al presente si fa un gran chiacchierare, sicuramente ti sta corteggiando, perché allegria, amore, più flirt di così non si può, però quando parla non è sempre autentico, cioè ha un modo di fare ambiguo, è un po' come se da un momento all'altro potesse, aprire bocca e come hai chiesto tu, dichiararsi, ma ti lascia sempre un po' così, direi a bagnomaria, cottura lenta, dunque c'è un modo un po' così. Potrebbe darti quest'illusione, cioè se ti dà l'illusione non è veritiera, se però finge di non essere troppo interessato non è autentico nemmeno in quel modo. Dunque c'è un clima, no, un po' così.
Ora nel prossimo periodo magari può essere che ti dia aiuto in un momento di difficoltà, come pure potrebbe anche in realtà, proprio a causa di una situazione, in realtà darti un come dire, un un qualcosa di meno, cioè, c'è questo dispiacere. Dunque, probabilmente ci sarà un passaggio nel prossimo periodo dove non è ancora una dichiarazione vera e propria, mh, e ti devo dire che, faccio un po' fatica a vedere proprio una dichiarazione, però c'è qualcosa che si vede più avanti. Comunque in una situazione lui potrebbe offrirti aiuto o esserti vicino. Qua c'è qualcosa, dunque non è ancora il momento, lo farà, non so se proprio una vera e propria dichiarazione, perché superbia, sacerdote, insomma, diciamo che si metterà un po' in mostra. Diciamo che il sacerdote, visto il divario d'età, sicuramente è un'indicazione a lui, no, essendo la carta dell'uomo molto grande, l'uomo d'esperienza che guida, no, quello che magari per certi versi può essere anche, una persona, benevolente che, ha un po' proprio lo spirito della guida, no, non lo spirito guida, ma chissà anche, dipende dalle domande, ma quella cosa di dare suggerimenti, consigli. Dunque c'è qualcosa, sicuramente farà quel qualcosa in più, che ti darà questa conferma sentimentale. Dunque non subito, non subito, probabilmente si renderà conto di un qualcosa dopo una fase un po' delicata per te. Dunque ti aiuterà e forse questo lo convincerà a sbottonarsi di più. Ma attenta perché nell'esito Imeneo, domestico, militare, morte. Dunque allora, probabilmente io non so se tu nel frattempo c'è anche qualche altra persona, un uomo chiaramente più giovane, perché il domestico rispetto al sacerdote è nettamente più giovane. Dunque potrebbe esserci, come dire, una situazione che invece va a svilupparsi con un uomo più giovane e che quindi porta un arretrare, un battere in ritirata, vedi, con chiusura di questo uomo, dunque di Maurizio. Dunque io non so, fino a che punto, devi incoraggiarlo, visto che poi cioè se siamo fortunati si fa avanti comunque qualcun altro, lui arretra. Ehm, sì, secondo me è quello che succederà. Va bene, andiamo avanti. Tempo di radunare le sibille. Eccole qua. Allora, prossima domanda, vediamo un po'. Allora, io ho risposto a Federica, vediamo un pochettino. Roberta che fa una domanda ben articolata e rispondiamo a una persona che ha bisogno, perché il lavoro è vita. Allora, buonasera, vorrei sapere se dopo un lungo periodo di fermo riuscirò a trovare un lavoro a breve. Sono del 27 gennaio 79. Ok, Roberta, vediamo. Allora, mi raccomando, allora, ho visto che Federica c'era, ha commentato, dunque ovviamente fa piacere perché non ho fatto un monologo a una persona che poi magari tornerà la prossima diretta, la prossima settimana, a farmi la stessa domanda per il semplice fatto che non si è preoccupato di guardare se gli davo una risposta. Dunque questo mi fa già piacere. Roberta, mi confermi che sei qui, altrimenti passo alla prossima domanda. Vediamo se risponde Roberta, se ci dà conferma di essere qui. Prego Federica. Allora Roberta, ci sei? Sei ancora dei nostri? Che visto che è una bella domanda, fatta bene, di un argomento cioè son tutti importanti e se fate la domanda vuol dire che c'avete qui
qualche qualche peso, no, c'avete qualcosa. Però allora, va bene, Roberta non c'è più, passiamo avanti. Hai avuto l'occasione Roberta, però io chiedo sempre di restare. Vediamo se c'è Cassia. Cassia, ci sei? Mh. Anche perché è un nome che per me era nuovo, quello di Cassia, dunque bene, Cassia c'è. Benissimo, perfetto. Allora resta lì che se dobbiamo interagire, ehm, vediamo di come dire, scambiarci domanda e risposta, vediamo un po'. Cassia, 3 maggio '65, vuole sapere se con Antonio, 26 novembre del '55, chiuderà definitivamente. Okay, vediamo allora, facciamo che chiediamo cosa avverrà tra te e Antonio. Così non facciamo le classiche domande tendenziose, che poi non si sa mai come si deve interpretare la risposta. Allora, vediamo un po'. Allora, 3 maggio '65 Antonio, 26 novembre eh. Ah, sicuramente sicuramente ci sono delle turbolenze, chiamiamole così, perché, la carta della gelosia poi magari veramente si tratta della pura e semplice gelosia, che tanto semplice non è mai, perché comunque è chiaro che nasce da ferite e da insicurezze personali, di coppia, relazionali, insomma sempre da qualche problematica. Diciamo che ci dà l'idea di un po' una situazione poco chiara, dove proprio in questa poca chiarezza, si alimenta il tormento, no, o che magari questo tormento in realtà, parte da, qualcosa che non si vede con reale lucidità. Però, insomma, andiamo a vedere. Mh. Allora Cassia, fammi capire, ma qui compare una nemica al passato, e compare parecchia sofferenza, prostrazione, stanchezza, indecisione nel passato e probabilmente per te. Vorrei capire se puoi, cioè se mi dai quest'indicazione, dove cioè a chi è questa nemica? Perché si vede una persona che in qualche modo ha causato o magari è venuta lì a corteggiare, o perché comunque l'allegrezza al cuore è qualcuno che balla con 2, no, in 2 situazioni, si giostra fra 2 situazioni. Dunque, magari c'è stato qualche sospetto che era più di un sospetto. La nemica generalmente è qualcuno che veramente ci fa la sua ex moglie, perfetto, okay. Dunque, benissimo, allora è comparsa ed è comparsa effettivamente con una conferma da parte di Cassia. Allora, diciamo che adesso cioè c'è margine di recupero, anche se probabilmente c'è un po' di sconforto, si è persa un po' di fiducia, un po' di serenità, c'è la carta della malinconia, dunque è un periodo di infelicità su cui comunque c'è possibilità di lavorarci, soprattutto se si è un po' disposti a sorvolare, direi proprio che la carta della leggerezza con le ali della farfalla dia proprio l'idea di sorvolare su quelle che sono delle dinamiche, o di rivalità o di antagonismo, di sfida, di incomprensione, cioè in questo momento siete un po' forse
su posizioni o prese di principio, no, prese di posizione. Dunque, diciamo che, si può aggiustare questa cosa, si può sistemare, però bisogna un attimino, sai, non attaccarsi proprio a tutto, anche se mi rendo conto che magari si arriva un po' esasperati, no, da certe situazioni. Comunque, qua nel presente mi dà un margine. Nel futuro mi dice addirittura che c'è un miglioramento. Mh? Allora, Speranza, Imeneo, lettera, dà l'idea di un qualcosa adesso lui hai detto ex moglie, dunque quella è una ex, ma avete mai ufficializzato più di quello che cioè io non so in che tipo di rapporto siete, cioè sarete sicuramente beh, state insieme questo okay, perché se no non mi chiederesti se, finisce in modo definitivo cosa succederà. Però dico, avete mai pensato a un qualcosa di più o sei tu che speri, qua c'è qualcuno che spera in un'ufficializzazione, in una, magari notizia di questo tipo, o potremmo anche dire la proposta. Dunque diciamo che comunque aleggia nell'aria, nel futuro, un miglioramento del vostro rapporto, forse quel passo in più. Magari se state insieme ma non convivete, magari c'è l'idea della convivenza. Se convivete ma non avete, come dire, mhmm, non lo so, per esempio ufficializzato con un matrimonio, magari c'è qualcosa, c'è un passo in più che verrà fatto. Però però c'è una cosa, allora, stanza sospiri. Qui sai stanza poi c'è anche la casa, dunque è un po' un senso di rafforzamento nel fatto di convivere, no, di stare insieme, di condividere gli spazi, ma anche il quotidiano, la famiglia, l'intimità. Sono carte che parlano sia vediamo un po', sono io che spero, ma lui è molto indeciso. Si capiva, anche se, chiaramente, come dire, sai allora secondo me ci penserete, magari vedi che però i sospiri fanno capire che sì, qua c'è il desiderio, qua c'è un'attesa. Non la vedo ancora realizzarsi questa cosa. C'è un'attesa e c'è un tormento dietro questa attesa, proprio legato a questo. Allora, o lui prenderà ancora un po' di tempo, mh, oppure questa cosa vedi che c'è questa la possibilità che tu aspetti e anche che magari in un certo senso arrivi un qualcosa, ma se lui si sbottona in quella direzione è possibile però che la realizzazione slitti. Dunque potrebbe tardare questa cosa tanto aspettata. Cosa ci dice l'esito? Deliranti, domestico, bambino, mercante. Allora, qui io non so se lui ha figli e ha un magari più di uno, no, uno un po' più grande, l'altro più chiaramente, a meno che non abbia dei gemelli, ma dico potrebbe avere 2 figli, non so se ce n'è uno giovane, dovrebbe essere un maschio. Allora, o lui comincia a tirare fuori scuse legate a questi figli, al fatto che magari gli deve dare una mano, a prende tempo perché deve valutare delle cose, cioè si vede un qualcosa così, okay, dunque magari si va avanti in quella direzione, okay, dunque magari si va nella direzione perché non potrà tergiversare a vita in quel senso e probabilmente anche tu l'hai messo un po' di fronte alla a prendere una decisione. Però ecco, al momento poi di fare delle cose abbiam visto che ci sono dei ritardi e qui poi vengono fuori dal cilindro problematiche forse anche lavorative o economiche per i figli. Dunque, diciamo che non vedo però una rottura, detto sinceramente. Quello che vedo è che magari lui sicuramente ci tiene, non vuole chiudere e si vede che prova a venirti un po' incontro, che ci sono comunque preoccupazioni, anche la distanza sicuramente è una di queste, però
si capisce che non c'è una chiusura nel prossimo periodo, ecco Cassia. Dunque, sai, bisogna vedere. Lui magari fa del suo, magari non sono scuse, ma vengono fuori questioni, discussioni. Mm? Allora, 4 figli, ti pare poco? Non è poco, non è facile. Allora, bene, io ho fatto 35 minuti ragazzi, stasera tra l'altro ho 2 ore di riequilibri, dunque ci vediamo lunedì alle 21:15. Mi raccomando, se mettete la domanda, abbiate il buon cuore di star lì a sentire anche le cose che racconto all'inizio, aspettando appunto che arrivino delle persone, e di partecipare, perché io poi vado avanti e rispondo a scelta fra chi poi mi dà la conferma di esserci, va bene? Dunque, 21:15 lunedì, mercoledì alle 18 con il Marietto e di nuovo il venerdì 21:15. Dunque 3 appuntamenti settimanali e in più rispondo per consulti professionali su appuntamento in privato, 20 € 45 minuti. Quello che avete visto tutta la sera è il mio numero di telefono. Grazie a tutti, buon fine settimana e a lunedì.